po' di foglietto, sì. Lasciamo un attimo. O se vuoi li cambiamo, non è là, tutti quattro cambi. No, no. Live? Adesso tu lo senti in cuffia. Sì. Amici sportivi, amici del torneo delle regioni, benvenuti dallo stadio Bertolotti di Volpiano, da Edward Pellegrino E Danilo Russo, buongiorno.
È il giorno dei quarti di finale per il torneo delle regioni. Si inizia con la sfida Under 15 fra Piemonte VDA e Veneto, una sfida dall'esito incerto, una sfida insomma che in una gara di campionato, Danilo, sarebbe una sfida da 1x2, ma oggi non c'è la possibilità di pareggi, si deve puntare alla semifinale e quindi ci attende una grande sfida. Fotografie ufficiali, si è pronti anche di entrare con la terna e andiamo a vedere quella che è l'11 iniziale scelto da mister Diego Salvamano. Partiamo dai padroni di casa del Piemonte VDA con il numero 1 Tommaso Castaldi, con il numero 4 Giovanni Barbero, con il numero 5 Filippo Bellingheri, con il numero 6 Samuele Calamita, con il numero 7 Edoardo Crozza, con il numero 9 Alessandro De Vita, con il numero 10 Pietro Dutto, con il numero 14 il capitano Simone Molone, con il numero 15 Filippo Ortolano, con il numero 18 Edoardo Reci, con il numero 19 Mikey Scita. A disposizione ci sono con il numero 2 Pietro Aggero, con il numero 3 Diego Azzeni, con il numero 8 Flavio Curi, con il numero 11 Fabio Garbellini, con il numero 12 Andrea Amodio, con il numero 13 Davide Isoardi, con il numero 16 Stefano Palumbo, con il numero 17 Vittorio Raviola, con il numero 20 Aaron Sudano. Questo per quanto riguarda il Piemonte VDA. Andiamo con le scelte fatte dal mister Claudio Tosato per quanto riguarda il Veneto. Con il numero 1 Mattia Basso, con il numero 4 Arban Bitci, con il numero 5 Brian Cappelletto, con il numero 6 Thomas Caputo, con il numero 7 Francesco Catino, con il numero 11 Massimiliano Ongaro, con il numero 14 Sebastiano Saramin, con il numero 17 Matteo Stocco, con il numero 18 Tommaso Tanfere, con il numero 19 Andrea Tessariol, con il numero 20 Leonardo Zecchetto. Com'è la composizione della panchina? Dal numero 2 Giovanni Bertan, numero 3 Filippo Bovo, con il numero 8 Arbion Gergi, con il numero 9 Gabriel Marcon, con il numero 10 Marco Martini, con il numero 12 Cristian Denadai, con il numero 13 Eros Paganin, con il numero 15 Mattia Center, con il numero 16 Liam Stefanut. Queste sono le scelte, intanto sentiamo gli applausi dal campo in sintetico del Bertolotti di Volpiano, pronti per fare il fischio di saluto. Squadra schierata a centrocampo, arrivato in questo momento con gli applausi di una tribuna molto gremita qui al Bertolotti di Volpiano. Vi diciamo subito Piemonte VDA con la divisa biancorossa, il crociato nella maglietta con i pantaloncini rossi. Per quanto riguarda il Veneto invece un completo blues con inserti bianchi.
Caro Danilo, Caro Edward. rieccomi in postazione, stavamo controllando i settaggi dell'audio, perché Vabbè, ma io nel frattempo sono andato a nastro con le formazioni. tu hai parlato delle formazioni come giusto che sia, chiaramente la scelta per quanto riguarda il Piemonte di Palumbo in panchina è sicuramente la scelta più importante di mister Salvamano per questi quarti di finale, magari anche una scelta per provare a sparigliare le carte. Assolutamente sì, per togliere un po' di riferimenti nella zona offensiva del campo. Vedremo se questa è stata poi una scelta giusta, no? Da parte del mister, però d'altra parte c'è anche un Veneto che ha tanta voglia. E vedremo se ci sarà anche un cambio di modulo sotto questo punto di vista. Assolutamente sì. Palumbo, insomma, giocatore di spessore, giocatore fisico, dotato comunque di ottimi piedi come abbiamo visto in questa fase a gironi, però chiaramente cambiando potrebbe anche cambiare l'assetto, quindi staremo a vedere. Intanto le squadre, come vedete, si stanno dando la carica, stanno per schierarsi in campo. Il Veneto attaccherà da sinistra a destra della nostra postazione, il Piemonte che adesso si sta per schierare da destra verso sinistra. Voglio poi darti, adesso cominciamo con la cronaca, lo storico di quelli che sono stati i risultati del girone eliminatorio e per Piemonte VDA e per il Veneto, però adesso andiamo con il calcio d'inizio e poi insomma in un secondo momento cerchiamo di dare i risultati. Calcio d'inizio che sarà dato dal Piemonte VDA, come vi abbiamo detto, che attacca da destra a sinistra, a destra Veneto. È partito in questo momento il primo quarto di finale tra Piemonte VDA e Veneto, ovviamente. Assolutamente sì. Insomma, che ci si possa divertire. Piemonte in possesso di palla, c'è un contrasto a metà campo con Stocco. Il Veneto prova ad andare in avanti, anzi il Piemonte, palla che viene recuperata, palla che va sulla destra con Crozza in avanti, 1-2, ancora Crozza che cerca Reci combatte, attenzione, la tiene sulla destra, siamo sulla tre quarti destra, Reci, segnalazione del guardalinee, si continua, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, palla che ancora viene data sulla destra a Crozza che non ci può arrivare, fallo laterale, rimessa per il Veneto. Adesso Danilo saremo curiosi di vedere anche il posizionamento delle due formazioni e i moduli di gioco. Assolutamente sì. Ne approfitto, sì, come ho detto poc'anzi, volevo rammentare di quello che è stato il cammino di queste due formazioni fin qui. Per quanto riguarda i padroni di casa del Piemonte, 0-0 con le Marche nel match iniziale, vittoria per 6-1 con la Basilicata e vittoria per 2-0 con la Sicilia. Invece dall'altra parte il Veneto, che ha perso 1-0 l'esordio con la Calabria, ha vinto 4-1 con Trento e poi vinto 3-1 con l'Umbria. E intanto c'è un fallo su Crozza, siamo rimasti per circa 30 secondi sull'out di destra per quanto riguarda la fase difensiva del Piemonte. Si è ripartiti con una punizione, tu giustamente, visto che il gioco non era una zona gol, sapevo che ci saremmo fermati. Hai cominciato a snocciolare i tuoi dati e delle cartuccelle sempre impressionanti a livello di dati. Attenzione, adesso il Piemonte che prova ad attaccare, Molon in mezzo per Reci cerca di nuovo Molon, palla vagante, attenzione, tiro, prima conclusione del Piemonte di Calamita, conclusione centrale, para basso, Samuele brivido per il Veneto. Su questa incursione c'è stato un 1-2 tentato, un rimpallo, il tiro di Calamita centrale, adesso è il rinvio del portiere. Samuele Calamita, vice capitano classe 2008 in forza al Chisola, che ha deliziato i palati qua di Volpiano con un gol sotto l'incrocio dei pali contro la Sicilia nell'ultimo match. Veramente un gol sicuramente da giocatore grande, diciamo così, di età, è veramente un ragazzo molto interessante. Calcio di punizione per il Veneto, siamo sulla sinistra d'attacco del Veneto. Stavo guardando se si andrà direttamente con una palla scodellata in mezzo, o se si deciderà di giocarla corta, probabilmente una palla in mezzo, e così palla che viene liberata, ma non troppo del Piemonte. Attenzione, palla che viene lanciata in avanti a cercare Catino, l'uscita di Castaldi, e il Piemonte può ripartire però con un errore in fase di impostazione, rimedia Molon. Siamo adesso sulla sinistra, prova ad andarsene Bellingheri, viene fermato ma con un fallo, calcio di punizione per il Piemonte. Fase di studio, Danilo, ma neanche troppo, perché stiamo vedendo che comunque le squadre ci provano. Fase di studio anche per noi, Danilo, qui dall'alto, da questa superpostazione, siamo sopra la tribuna. Tra l'altro ovviamente ringraziamo in primis la regia di Christian. Calcio di punizione di Barbero, la palla che viene respinta, Ortolano al limite, ancora Molon, non riesce a tenerla,
Tanto c'è un cambio rispetto alle formazioni annunciate nel Veneto. Adesso poi andremo a vedere perché vediamo sulla sinistra. Sembra che ci sono giocatori diversi. Scusate, le formazioni annunciate, adesso daremo ancora un occhio per essere sicuri. Adesso cercheremo di venirvi incontro. Volevo dirti... Aspetta un attimo Danilo perché c'è il Veneto che riparte con un lancio a cercare stop. Palla che viene liberata, Barbero prova a tenerla sull'out, non ce la fa, rimessa laterale per il Veneto con Caputo per Catino sul fondo, si gira, la tiene, viene attaccato, la tiene ancora, riesce a trovare bene Catino, la palla arretrata per Tessarolli, il cross, cercare Zecchetto, palla che finisce dall'altra parte, la controlla Reci, si riparte con una rimessa, Danilo, ti ho interrotto. No, e volevo dirti e dirvi che sì, una fase di studio dove entrambe stanno cercando di capire anche le metrature in campo, di prendere le distanze, c'è anche tanta tensione, è giusto dirlo perché comunque qua ci si gioca tanto, ci si gioca un posto in semifinale. Vado con i ringraziamenti ovviamente Cristian in regia, ma soprattutto questa grande esclusiva in diretta sul canale YouTube di Lega Nazionale Dilettanti. Si lotta ancora sulla di destra, riesce a tenere il Piemonte che prova la ripartenza, Dutto apre da questa parte per Barbero che si sgancia sulla sinistra, superata la metà campo ancora Barbero, c'è Bellingeri dalla sua parte, prova ad accentrarsi Barbero, viene attaccato, palla ancora per il Piemonte con Molon in mezzo, la palla filtrata, attenzione il Piemonte, il pallonetto, la palla che viene salvata sulla linea da Saramin, occasione questa sì per il Piemonte, una bella azione manovrata da Danilo, poi una palla imbucata dentro, grande salvataggio, una bella azione, Saramin, Piemonte vicino al gol. Una bella azione manovrata e ancora una volta Edward e Calamita, questo ragazzo continua a stupire per le sue qualità, ci ha fatto vedere anche qui un'ottima dote di inserimento perché si è incuneato nella difesa, ha messo questo tocco morbido e lì la difesa del Veneto è stata molto brava. Calcio d'angolo, Bellingheri sul pallone, probabile traiettoria a rientrare, palla lunga sul secondo palo, cercare Reci che la rincorre e la tiene. Con caparbietà. Di lui c'ha Molon che viene servito, il cross basso, prova a liberare la difesa del Veneto che ci riesce in questo momento, si va da Zecchetto tiene palla sull'attacco del difensore, subisce fallo di De Vita, si riparte con un calcio di punizione, un Veneto che però ha rischiato e ha rischiato tanto. Siamo arrivati al sesto minuto, ha rischiato tanto perché questa imbucata a scavalcare la difesa è stata molto bella, anche una lettura ottima dal punto di vista tattico, lì Calamita è stato bravissimo a inserirsi, ma altrettanto brava la difesa del Veneto. Un lancio lungo, colpo di testa a liberare, siamo sulla metà campo, il Veneto che prova a tenere il pallone, aggressivo il Piemonte, però in questo inizio si sgancia ancora Barbero sulla sinistra e prova ad andare via, Barbero sulla sinistra, Barbero va sul fondo, prova a rientrare Barbero, ancora grande giocata, Barbero la palla in mezzo, libera ancora la difesa del Veneto, Piemonte VDA in costante pressione. In costante pressione avete visto che il Piemonte VDA sta cominciando a sfondare sulla zona sinistra, lì si è capito che ci sono degli spazi per colpire e vediamo se sarà la zona prediletta in questa prima parte del primo tempo. Rimaniamo ancora sulla sinistra con Calamita, guadagna un fallo laterale che verrà battuto da lo stesso Barbero, bene in questo inizio il giocatore della giovanile Centallo. Calamita non riesce a passare, c'è grande traffico, caro Danilo, adesso il Veneto che prova in ripartenza, bella chiusura di uscita, fallo laterale per il Veneto che comunque riesce a respirare con Bitici. E questo traffico non è il traffico della tangenziale di Torino, ma è il traffico in campo qua, che noi evitiamo passando tra i campi. Ma cross di Tessariol, palla troppo lunga e irraggiungibile. Intanto abbiamo controllato di nuovo lo schieramento e effettivamente lo schieramento annunciato, quindi abbiamo anche guardato bene i numeri, qui da lontano c'è il rischio di vedere male, ma effettivamente sono le formazioni da te annunciate. Poi ovviamente nel caso fosse, scusateci. In fase di prepartita. C'è stato un appoggio sbagliato sull'out di sinistra da parte del Veneto in attacco. In questo momento dal punto di vista offensivo vedo meglio un Piemonte VDA un po' più arrembante, un Veneto un pelino più attendista, però siamo all'interno dei 10 minuti, quindi voglio dire che è ancora molto presto per fare diciamo così delle valutazioni. Nel frattempo c'erano dei cani che stavano litigando qui sotto di noi. Sì, ma probabilmente è un cane piemontese e un cane veneto che stanno litigando, giustamente si
sente il clima partita anche al di fuori della tribuna gremita, tante persone anche insomma dietro le reti di bordo campo, quindi insomma questa è stata una costante, Danilo, di questo torneo delle regioni, mentre il Barbero scala in fase difensiva. Va in alleggerimento. Sì, è andato in alleggerimento da dietro. No, una costante, Edward, hai fatto bene a dirlo, soprattutto poi anche nella fase eliminatoria, benché nel primo giorno ci fosse freddo e pioggia, grande pubblico, grande voglia di questo TDR 23. Tutto cerca il lancio lungo, troppo lungo, basso, può controllare tranquillamente e far ripartire, far di nuovo ridisporre il Veneto. Per quanto riguarda Piemonte vedo 4-3-3 da quello che si può vedere, o 4-2-3-1 in base ai momenti della partita. Intanto Veneto, altro lancio lungo, buona la chiusura difensiva. Sì, 4-2-3-1, però vedo anche un terzetto d'attacco da parte del Veneto, quindi cercheremo di capirlo. Le crosse dalla destra, cercare un inserimento, Piemonte che chiude bene, ma adesso è il Veneto a provarci in posizione centrale. Buono lo stop da parte di Stocco, che però viene attaccato. Il Piemonte può ripartire sulla destra con Crozza cerca un movimento del compagno, prova a servire Reci. Veneto che si rifugia in fallo laterale. Intanto ci ha raggiunto in tribuna il presidente del comitato Piemonte VDA, Mauro Foschi, che vuole vedersi giustamente la partita da una posizione privilegiata. Oppure vuole controllare le nostre telecronache, però penso anche quello. Allora io faccio una cosa che non è da copione. Presidente, sei qua, io ti chiedo un commento a caldo perché sono iniziati i quarti di finale. Il mio commento è semplicemente: questa è una grande opportunità per i ragazzi, spero che la sappiano giocare al meglio, mettendoci il cuore, che è il muscolo più importante che oggi possono mettere in campo. Però c'è grande emozione anche da parte tua, ma soprattutto da parte vostra come comitato, di vivere adesso un momento come questo, come i quarti, perché si entra veramente nel rettilineo finale di questa manifestazione, quello più importante. Certo, grande emozione, e soprattutto per questi ragazzi, perché sono arrivati fin qui, questa è veramente la loro occasione di dimostrare quanto sono capaci, e quindi spero che riescano a farlo mettendoci il massimo, che è l'unica cosa che noi gli chiediamo, quello di dare il massimo in campo. Grazie Presidente, non era preventivato, però abbiamo visto la tua incursione, era giusto sicuramente avere live un tuo commento, perché stai proprio vivendo in primissima persona con noi qua questa partita. Vai Edward. Piemonte prova di nuovo ad impostare il lancio lungo, la respinta di testa di Caputo, palla per Catino protegge palla, attaccato e raddoppiato, ma riesce a uscirne bene, prova l'imbucata, bene la difesa del Piemonte, il lancio lungo a cercare Calamita al rimpallo che non lo favorisce, il Veneto che riparte adesso sull'out di destra, si va da Stocco si appoggia ancora indietro, il lancio lungo, preda di tutto, che però non riesce a trovare un compagno, si va ancora da Catino, buono l'intervento di Molon, si lotta, forse un fallo, l'arbitro dà il vantaggio e lascia correre. Vitici contro Barbero la meglio, adesso fasi concitate, squadre molto corte, Danilo. Squadre molto corte, e saggiamente l'arbitro poc'anzi ha fatto proseguire dando il vantaggio, perché molto buona poc'anzi, no, ha fatto, diciamo così, continuare, perché l'azione insomma lo necessitava. Bravo, ottima scelta dell'arbitro, è giusto anche dirlo ogni tanto. Barbero ancora in anticipo, bellissimo, ripetiamo, del giocatore giovanile centrale. C'è fuori gioco Edward, però hai visto ancora una volta come Calamita si è fatto trovare pronto quasi a scavalcare la linea dei difensori del Veneto, e questa è l'arma in questo momento anche che sta scardinando, quindi vedi che la scelta anche in questo momento di non schierare Palumbo dall'inizio sta dando gli effetti giusti. Si riparte con la punizione di Basso, il lancio lungo a cercare Vitici, buono l'anticipo, Vitici che forse travolge anche il guardalinee, tutto ok. Si ripartirà con la rimessa laterale per il Piemonte, affidata ancora a Barbero. Edward, siamo come minuto adesso, come cronometraggio? Siamo al 13°, quasi minuto, 12:55, quindi il primo quarto d'ora che sta per andarsene. Ovviamente, sempre 0-0. Esatto, come lo leggete anche in sovraimpressione. Vitici ancora il più attivo del Veneto, si guadagna un bel fallo, anzi si trattava di Catino. Buon fallo per il Veneto, che adesso potrebbe provare la palla scodellata in mezzo. Vedremo quale sarà la soluzione che sceglieranno i biancoblù.
Sì, è stato un fallo sicuramente intelligente, insomma dai 30 metri per provare comunque a scodellare anche per le torri, no? questa palla in area per creare comunque un'azione offensiva. Vediamo se il Veneto insomma, la sa sfruttare, perché fin qui palla a terra, Piemonte Vidia un po' meglio dal punto di vista di attacco. Sul punto di battuta Stocco, Matteo Stocco, giocatore del Bocar Junior. Si attende il fischio dell'arbitro. Stocco sul pallone, l'arbitro controlla ancora che in area sia tutto ok. Arriva il fischio, la palla che viene scodellata, tutto libera ma non troppo il tiro dalla distanza, non male di Zecchetto, palla alta di 1 metro, 1,5 metri, però squillo del Veneto. Squillo del Veneto, possiamo dirlo che questa è la prima vera occasione con questo destro da fuori. Si è comunque dovuto buttare Castaldi con questo tuffo in sicurezza, però il Veneto che sta prendendo metri e anche un pochettino di fiducia. Castaldi cerca e osserva se c'è un movimento, alla fine rimane sulla destra, niente lancio lungo, palla a Di Vita avanza, non c'è ancora movimento da parte dei compagni, Di Vita tiene palla, adesso prova in verticale su Reci, siamo sempre sul lato di destra, Reci si accentra, resiste a un paio di cariche, Veneto che recupera palla e prova ad andare in contropiede, siamo comunque 4 contro 2, Zecchetto comunque la tiene e fa bene, adesso viene attaccato da Crozza che si rifugia in fallo laterale. Buona gestione di Zecchetto, contropiede difficile da portare avanti perché il Veneto era in inferiorità numerica. Stavo guardando, Edward, la disposizione del Veneto, guarda come stanno allargando i tre davanti, a cercare di prendere spazio, e vedevo anche d'altra parte però Calamita come si è posizionato in attacco insieme a Bellingheri. Queste sono le scelte offensive di mister Salvamano. Ortolano, siamo sulla destra, Reci, bene, adesso in disimpegno il Piemonte che adesso ha un po' di spazio per ripartire, la palla Bellingheri punta l'avversario, Bellingheri va avanti sulla sinistra, Bellingheri entra in area, va sul fondo, Bellingheri alla fine viene chiuso, ma sarà calcio d'angolo per il Piemonte, bella incursione di Bellingheri. Bella incursione, ovviamente corretta la decisione di assegnare il calcio d'angolo, perché effettivamente la linea aveva oltrepassato tutta, insomma la palla ha trassato tutta la linea e quindi giusto il calcio d'angolo. Vediamo anche i saltatori, vediamo questa altra opportunità per Piemonte Vidia. Bellingheri arriva a Dutto che si fa vedere lo scambio 1-2, Bellingheri il cross, la palla che viene allungata ma rimane in area Reci la protegge sul fondo, prova magari un rimpallo, non lo trova, ripartenza del Veneto, Zecchetto attaccato, salta Ortolano, va ancora avanti, palla in profondità a cercare Vitici. Buona la chiusura di Crozza, fallo laterale, Veneto ci ha provato in ripartenza dopo l'azione da calcio d'angolo. Sì, Veneto ci ha provato in ripartenza, quest'arma comunque con la palla a terra per cercare di cogliere impreparata la difesa dei padroni di casa, però come abbiamo detto ottima la chiusura di Crozza, c'è questa rimessa offensiva nell'out di sinistra. Rimessa laterale, palla per Catino, deve adesso proteggerla sempre sul filo del fallo laterale, rimessa laterale, non c'è fallo, rimessa per il Veneto, si rimane lì. Diciamo che le fasce sinistre da entrambe le parti sono quelle predilette, no Danilo? Sono i binari che in questo momento ci stanno percorrendo, sì, per adesso le scelte sono queste qui, vediamo se poi cambieranno. Palla dentro, attenzione la zampata, la palla che finisce fuori di un soffio, Bitici in anticipo sul difensore, la toccata d'esterno, palla fuori di poco, ecco questa è la prima occasione del Veneto. Questa è la prima occasione del Veneto con Arban Bitici, questo ragazzo 2008 della Liventina, e questo esterno destro sicuramente anche per provare da una parte a eludere i centrali di difesa di Piemonte Vidia, dall'altra anche per sorprendere Castaldi, però palla sul fondo, secondo pericolo vero del Veneto, Edward. Piemonte che è stato sorpreso d'azione da rimessa laterale, Bitici è stato bravo ad andare incontro, a provarci con l'esterno. Palla è finita fuori ma non di poco, brivido, grande brivido per il Piemonte che adesso ci riprova sempre da questa parte, sempre sulla sinistra, c'è la chiusura, Veneto che adesso può ancora ripartire, buono però
l'anticipo in fase difensiva di Scita che tiene il suo palla, siamo sempre qui sulla sinistra, rimessa laterale per il Piemonte che sarà affidata a Barbero che va lungo per un anticipo. Ora adesso il Veneto che sembra aver preso comunque le giuste misure. Sì, sembra che ha preso le giuste misure, però c'è anche d'altro canto un Piemonte VDA che sta rispondendo con ordine in campo, perché sono due squadre sicuramente ben messe, hanno le giuste spaziature, quindi qui si vede il grande lavoro fatto dai due tecnici. Veneto in attesa del pallone per battere la rimessa laterale con Cappelletto. Partire da Castaldi, Scita in fase di impostazione, cerca il movimento dei compagni, non lo trova, avanza ancora palla al piede, potrebbe andare con la palla lunga e così per Bellingheri, difesa del Veneto che copre e riparte a sua volta. Cappelletto sulla sinistra deve tornare indietro, si appoggia a Tessariol superata la metà campo, il lancio lungo ancora per Cappelletto che si è sganciato bene sulla sinistra. Cappelletto, attenzione, il cross, non c'è nessuno, Barbero può controllare e rinviare. Adesso il Piemonte comunque costretto sulla difensiva, bello l'intervento e non il lancio. Piemonte che adesso è costretto a difendersi, Piemonte è costretto a stringere un po' i denti, forse l'occasione di prima ha messo un pochettino di paura, no, ragazzi di Salvamano. Il Veneto sta crescendo, tra l'altro guardavo anche Stocco, il numero 17, che ha aperto moltissimo diciamo così, sull'out di destra come ala destra, e quindi sta cercando di creare un po' di, diciamo così, di varco da quella parte, però è un Veneto che sicuramente negli ultimi 4-5 minuti è cresciuto molto anche di intensità. Altro lancio lungo a cercare proprio Stocco anticipato da Barbero, sarà un bel duello, lo è già, ma sarà ancora un bel duello quello fra Stocco e Barbero da questa parte, perché lo è già. Piemonte adesso prova a partire, ma vediamo che Odio non riesce più a uscire. In questi ultimi minuti il Veneto ci prova, lancio ancora per Stocco, altra chiusura di Barbero che sbaglia, Stocco davanti al portiere, rete! Il vantaggio del Veneto con Matteo Stocco al minuto 21, 1-0. Grave l'errore di Barbero in fase di diagonale, ha sbagliato lo Stocco, è stato punito, Stocco è stato bravo a crederci e poi non ha sbagliato davanti al portiere. Non ha sbagliato davanti al portiere, c'è dovuto essere un episodio per diciamo così, aprire la partita. Grave l'errore ovviamente difensivo, insomma, dove ha sbagliato questo stop e poi lì per Stocco è stato, ma anche con grande freddezza però, quella di guardare Castaldi colpire il palo interno e poi gonfiare la rete. Ovviamente grande gioia, avete visto anche nelle risultanze da parte dei ragazzi veneti, grande gioia in panchina. Esatto, Veneto che in Piemonte è in vantaggio con Piemonte VDA per 1-0. Ci è voluto un episodio per sbloccare questa partita, adesso vedremo se il Piemonte saprà reagire, se la gara si aprirà maggiormente. Subito un lancio lungo a cercare Calamita, buono l'intervento di Saramin e l'uscita di Basso che è andato a bloccare. Doccia fredda per il Piemonte che però stava soffrendo. Sì, direi che è corretta la lettura, Edward, la tua, perché l'avevamo detto che gli ultimi 4-5 minuti i ragazzi del Veneto erano cresciuti molto e di intensità e anche di pressione offensiva. C'è però da dire anche che comunque la partita si è aperta con un episodio, perché questo è un errore grave dal punto di vista difensivo. Vedremo però quale sarà, Edward, la risposta mentale dei ragazzi di Salvamano. Bellingheri verso il fondo sulla sinistra, Bellingheri, la palla in mezzo, ripalla, attenzione, Calamita, chiuso, calcio d'angolo. Ecco la reazione del Piemonte. Ecco la reazione del Piemonte, sempre con chi? Con Calamita, che veramente è gigante, lo è stato anche nel girone eliminatorio, sta creando scompigli nella difesa del Veneto. Seguiamo questo calcio d'angolo battuto da sinistra, quindi Piemonte VDA in attacco. Bellingheri, la palla che bassa, che viene liberata dalla difesa, ancora Bellingheri che cerca il fallo laterale, non lo guadagna, la palla che viene buttata in avanti e adesso il Piemonte che prova di nuovo a spingere.
Va da Barbero, Barbero si accentra, conquista un bel fallo, bella giocata di Barbero che si è centrato dalla sinistra, si è preso un fallo, questa è un'ottima punizione Danilo. Sì, tra l'altro guardavo anche, diciamo così, la postura dell'arbitro, perché per un attimo ha messo mano al taschino, poi ha deciso di non ammonire Stocco, tra l'altro autore del gol ovviamente, che sta decidendo per il momento questo match, però sicuramente questa è un'opportunità per Piemonte VDA importante sul vertice sinistro dell'area di rigore. Vediamo insomma chi batterà. Pare che l'incombenza sia di Bellingheri, senza il pare, perché insomma si è allontanato tutto, quindi Bellingheri metterà la palla al centro, vediamo se per qualche torre, vediamo invece se per un tocco dalla lunetta, o potrebbe anche provarci con il suo destro. Adesso vedremo, barriera a 3, c'è spazio per provare a passare, vedremo quale sarà la soluzione del numero 5 che va invece al cross, la palla che viene toccata per il fuorigioco. Sì, c'è stata una palla spizzata, palla che è andata sul secondo palo, la segnalazione del guardalinea per un fuorigioco. Era una buona soluzione questa, Danilo. Era una buona soluzione, tra l'altro mi pare che sia di Scita la deviazione sotto porta, abbiamo visto una mischia, però è stata una buona soluzione. Di Calamita. Comunque era in mischia, però tanto comunque sia la bandierina dell'assistente era alzata e quindi di fatto ha azzerato quella che è stata questa azione. Però Edward, vediamo che dal punto di vista mentale comunque Piemonte VDA ha risposto perlomeno con temperamento quello che è stato lo svantaggio, e vedremo adesso se riuscirà a costruire comunque un'azione da gol importante. Saramin sul fondo, la palla che viene allontanata da Scita, fallo laterale per il Veneto, rimessa laterale per il Veneto con Cappelletto. Cappelletto aspetta il movimento dei suoi Vitici, gli dà una mano, lui invece va dentro, la palla che viene allungata di testa da Zecchetto, facile per Castaldi, questa volta Piemonte ha difeso bene sulla rimessa laterale. No, Piemonte ha difeso bene, assolutamente sì, ed è subito ripartito, però vediamo questo scontro a centrocampo, però c'è un fallo a favore del Veneto. Qualche dubbio, Danilo, in questo caso? Sì, qualche dubbio, insomma a Ortolano è stata sanzionata questa, diciamo così, questa trattenuta, questa scalciata. Ok, comunque un fallo a centrocampo, poco oltre il centrocampo, quindi ovviamente palla tra i piedi dei ragazzi del Veneto che stanno in questo momento conducendo per 1-0 qui a Volpiano. Giocata corta a cercare Ongaro, palla di nuovo sulla sinistra, non c'è grande movimento, si torna indietro da Saramin, Saramin adesso arriva il lancio lungo, c'è un colpo di testa, Barbero questa volta si appoggia al portiere e va bene, palla a cercare ancora Bellingheri, un ripallo che favorisce Calamita, fermato, arriverà un cartellino giallo e così. È arrivato questo cartellino giallo per Saramin, il numero 14 del Veneto, quindi questa prima sanzione da parte del direttore di gara, primo cartellino della partita, però è evidente la trattenuta ai danni di Calamita, la maglia si è allargata XXL, quindi insomma non ci poteva non essere il cartellino giallo. Uscita, il lancio lungo in area, c'è l'uscita del portiere che Tonella, però in questo caso basso perché comunque aveva anche un avversario praticamente addosso, è uscita Tonella, quindi il Veneto che ha provato a ripartire. Sì, Basso che è stato molto bravo, scusami, da Ortolano che però se la porta fuori. No, ti dicevo, è stato molto bravo Basso perché tra due uomini è uscito alla presa insomma, in un tempo e mezzo la palla, ma con grande carattere, brava questa sua decisione. E adesso il Piemonte che prova a ripartire dal basso, a rimettersi in linea, in quadro. Ortolano ancora sulla destra, perde palla, combatte, la tiene di nuovo, grande lotta su quell'auto di sinistra Danilo. Continuiamo a rimanere lì come zona battuta, ecco, come focus. Rimanere quasi sempre lì. No, scelta ovviamente del mister, insomma, che ha studiato bene, sappiamo che si studiano bene le squadre, abbiamo visto anche grande lavoro di match analyst in questi giorni nei vari alberghi. Barbero, Bellingheri, ancora per Barbero che supera la metà campo, prova bello il tocco di primo per Calamita, l'intervento da parte del difensore che poi va anche sulla stessa linea, questa volta con mette palla di Ongaro che si prende il cartellino giallo.
Sì, Un intervento un po' al limite, ma regolare il secondo fallo. Diciamo allora, sì. Insomma, è la tua punizione. Allora, insomma, il fallo di Ongaro, secco, deciso, secondo me era anche insomma, un po' giallo tenente all'arancione, perché effettivamente è arrivato molto energico, giusta però la decisione di far continuare sul primo intervento che è arrivato sulla palla e piede di Calamita. Ovviamente però insomma, Edward, al di là dei falli, qui c'è un corner corto, perché ci sarà un calcio di punizione praticamente poco oltre la bandierina. Qui sarà un'altra azione offensiva, vediamo, per Lettori o comunque per una giocata lì a centro area dall'altezza del dischetto, però questo testimonia quanto il Piemonte VDA sta rispondendo dal punto di vista mentale. È necessario anche l'intervento dello staff medico, ma una spruzzatina e via, una spruzzatina e via. Classico spray magico, e Barbero è fresco come una rosa per rientrare, è un intervento duro, quindi insomma, però per fortuna tutto bene. Calcio di punizione, come hai detto tu, un corner corto dalla sinistra. Abbiamo i giocatori che si dispongono in area sotto il fischio dell'arbitro, che arriva adesso il cross in mezzo. Veneto che riesce a liberare in qualche modo e prova a ripartire. Bello l'anticipo di Cruzza, un rimpallo, vediamo il fallo laterale che per il Veneto, quindi Zecchetto guadagna un fallo laterale, ha preso il massimo visto che era comunque da solo fra i difensori. Di più non poteva lì, Edoardo, no, ha preso il massimo. C'è questa rimessa laterale proprio sotto la nostra postazione, insomma, per il Veneto, già battuta. Veneto che ricomincia da dietro, quindi con la costruzione con i piedi di basso. E siamo adesso in un momento importante, cruciale, ci avviciniamo verso esatto, a mezz'ora, quindi poi il termine della prima frazione, con il Veneto sempre in vantaggio per 1-0. Nel frattempo è stata sventolata, però è stata sventolata la posizione di fuorigioco da parte del guardaline, ma tu giustamente... Anche perché l'arbitro si è accorto con un po' di ritardo. Ma tu giustamente, perché sei sul pezzo, hai alzato il tono della voce perché stavi raccontando l'azione offensiva. Calcio di punizione per il Piemonte affidato a Castaldi. Si va da Scita, fase di impostazione, si sgancia di qua Barbero, Scita al momento non lo serve, va corto da Ducco, Ducco avanza, viene però contrastato, il Veneto adesso può ripartire tutto bene, Ducco rimane per terra, ma l'azione è regolare. Catino sulla destra, bello l'intervento di Scita. Perfetto. Fallo laterale, adesso si può fermare il gioco per soccorrere Ducco. Non c'è stato fallo per No, dobbiamo essere onesti anche intellettualmente. Abbiamo visto ovviamente l'intervento dove ha colpito palla e piede, un po' energico, però secondo me è giusta la decisione del direttore di gara di far proseguire comunque l'azione. Posso già dirti, Edward, provo a svelarti una carta, secondo me dal primo minuto secondo tempo mister Salvamano butterà dentro Palumbo. Sì, perché adesso c'è bisogno insomma per il Piemonte di rimettere a posto questa partita. Vedremo quando si entrerà l'attaccante a disposizione di mister Salvamano. Intanto il cross da destra blocca Castaldi, bene, fa subito ripartire il Piemonte, palla che però viene subito intercettata e si va di nuovo con una rimessa laterale, palla che è stata intercettata. Ortolano ha provato a ribadirla di nuovo in avanti, fallo laterale. Fallo laterale, sì, ottima la chiusura qui del Veneto, che comunque è anche attento a centrocampo. Si rimane ancora sull'auto di sinistra, palla che viene lanciata in avanti, Scita avanza, palla al piede, prova a suonare la carica partendo dalla difesa, Piemonte perde ancora palla, Tessariol, il lancio lungo a cercare Stocco in probabile posizione di fuorigioco, vediamo se guarda lì. No, la bandierina è bassa, la bandierina è bassa. Stocco si accentra, Stocco vince 2 rimpalli, poi alla fine la chiusura di Molon, brivido per il Piemonte, posizione dubbia, ma sì, va comunque ancora avanti. Sì, posizione dubbia, effettivamente stavo guardando anch'io, però l'assistente ha tenuto giù la bandierina sicuramente al limite, però noi di qua siamo in diagonale, non possiamo dirlo. Prova a tenere il pallone in campo, non ce la fa. Palla fuori, si riparte ancora con una rimessa laterale per il Piemonte. Stocco comunque, Danilo, continua ad essere una spina del pianto del Piemonte. Esatto, ti volevo dire, comunque al di là se fosse sul filo o meno, bravo Stocco a partire proprio lì, soffiare sul collo dei difensori del Piemonte VDA, perché è partito veramente molto molto bene. Tutto. Ortolano, rimessa laterale per il Piemonte. Siamo al minuto 33 di questo primo tempo.
tempo di questo quarto di finale Under 15 con il Veneto avanti 1-0 per la rete di Stocco. Abbiamo visto un gesto di stizza da parte di mister Diego Salvamano del Piemonte VDA, evidentemente al di là del risultato che ovviamente non soddisfa i padroni di casa, c'è qualcosa che non va dal punto di vista dell'atteggiamento in campo. Ancora il Veneto in avanti, Pitici entra in area, viene chiuso, Castaldi non riesce a evitare il corner e quindi occasione per il Veneto, corner che verrà battuto dalla sinistra. Siamo al minuto 33 e 40 del punto. Ci avviciniamo, vediamo se ci sarà ovviamente del recupero, ci avviciniamo al termine di questo primo tempo con il Veneto che è in vantaggio in Piemonte contro Piemonte VDA per 1-0, ma adesso c'è il calcio d'angolo per la compagine veneta. Angolo che verrà battuto da Tanferi, il cross in mezzo, dall'altra parte ancora Stocco, il tiro sul primo palo, blocca Castaldi, Stocco si fa sempre trovare al momento giusto, nel posto giusto, ed è veramente forse il giocatore più pericoloso al di là del gol segnato. Matteo Stocco, sì, ho esitato un attimo perché ho visto questa azione offensiva. Matteo Stocco, ragazzo classe 2008 del Bocar Juniors, ovviamente tra i più attivi, tra i più pericolosi, colui che in questo momento, fino in questo momento, sta facendo la differenza per il Veneto. Il lancio lungo, cerca di Pitici che lotta con De Vita, Pitici la tiene ancora sulla sinistra, ancora Pitici che converge, questa volta c'è la chiusura da parte della difesa del Piemonte, ma la palla ancora per il Veneto, la conclusione dalla distanza di Catino abbondantemente alta, intanto c'è un uomo a terra. Esatto, nel frattempo c'è un ragazzo dolorante del Veneto che però adesso non riusciamo a vedere il numero di maglia di qua, l'arbitro ha comunque fermato il gioco e ha chiamato. Intanto vediamo che è stato assegnato un minuto di recupero, quindi si giocherà fino al 36esimo. Anche se probabilmente, caro Danilo, con questo intervento in campo dello staff medico del Veneto si potrebbe anche andare oltre. Sono d'accordo con te, ovviamente speriamo che non sia nulla di grave per ragazzi Veneto. Vediamo che c'è anche una spruzzata di ghiaccio per un componente del Piemonte, ovviamente insomma una bottarella da comunque contrasti molto energici, però ovviamente sappiamo che la posta in palio è molto alta. Allora fin qui io un Veneto sicuramente arrembante con il passare dei minuti, perché noi abbiamo detto che è cresciuto comunque da metà primo tempo in poi, con Stocco che al di là del gol ha aperto molto il campo dalla destra, però abbiamo visto anche un Piemonte VDA con Calamita sicuramente sgusciante, ovvio che insomma gioca un po' con il falso 9 i padroni di casa di Salvamano. Vedremo se ci sarà la scelta di Palumbo all'inizio del secondo tempo. Quello che è certo è che comunque è una partita aperta e in bilico, al di là del risultato che in questo momento comunque premia la compagine veneta. Tutto pronto per la ripresa del gioco, si ripartirà con Castaldi e vedremo se il direttore di gara comunque allungherà un pochettino il minuto di recupero, perché praticamente non si è giocato. Sì, sicuramente. Scita. Sono rientrati entrambi in campo, i ragazzi, quindi meno male, esatto, per entrambe le squadre. Scita tiene palla, la perde e però subisce fallo, quindi Piemonte che può soffrire di un calcio di punizione. Danilo, non mi sembrava un intervento punibile con il giallo, Scita si era un po' perso da questa parte, no? Non sapeva bene che servire, alla fine ha perso palla, buon per il Piemonte ovviamente. Sì, buon per il Piemonte, però onestamente non ho capito questa decisione dell'arbitro, però ovviamente insomma lui è lì e ha visto qualcosa che non andava. Comunque Piemonte VDA che è ripartito da destra dal basso. Sì. Vai pure Edward. Crozza per Reci sulla destra, trova bene Dutto, attenzione, forse c'è un po' di spazio per il Piemonte, forse è l'ultima anche occasione di questo primo tempo. Non è così, l'arbitro smentisce subito. È l'ultima azione del primo tempo. Duplice fischio, si va all'intervallo Danilo con il Veneto avanti 1-0 qui a Volpiano. Danilo, commento flash e poi andiamo in pausa. Allora, il commento flash è molto semplice, partita sicuramente molto bloccata, molto equilibrata, due squadre che si stanno giocando questo primo quarto di finale a viso apertissimo. Per adesso decide un errore difensivo dei padroni di casa con Barbero e soprattutto poi insomma uno Stocco che fin qui decide, però comunque la partita è ancora molto lunga, c'è ancora un secondo tempo tutto da giocare. Io ne approfitto però Edward per ringraziare, al di là della regia di Cristian, ovviamente il lavoro di coordinamento di regia televisiva di Video Center Studio di Nadir Giordano.
Adesso noi andiamo in pausa, torneremo in onda per il secondo tempo, ripetiamo, Piemonte VDA 0, Veneto 1 in questo primo quarto di finale qui da Volpiano, categoria Under 15 del Torneo delle Regioni 2023. A fra poco. Rimanete lì.
Bentornati dallo stadio Bertolotti di Volpiano per il secondo tempo dei quarti di finale categoria Under 15 del torneo delle regioni fra Piemonte e Veneto. Ricordiamo punteggio sullo 0-1 per il Veneto in virtù della rete di Stocco nel corso del primo tempo. Danilo, vediamo che c'è movimento sulla panchina del Piemonte, sono previsti dei cambi, le squadre devono ancora, anzi le squadre sono rientrate, mancano gli arbitri che stanno arrivando. Esatto, si stanno avvicinando in questo momento Edward, quindi pian pianino. Bentornati anche a voi che ci state seguendo in questa live sul canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, che comunque grazie alla collaborazione con Pixelot ha dato tutte le partite dei gironi eliminatori da tutti i campi. Insomma, questa è una grande esclusiva che insomma vi hanno regalato per seguire da vicino da tutte le parti d'Italia e non solo questo TDR 2023, 59esima edizione. E adesso la terna arbitrale entra in campo, vedete lo scatto prodigioso direi del guardaline, caro Danilo, per andare a controllare le porte. Siamo pronti per ripartire, sono le 10:25. Vedremo Danilo se ci saranno dei ritardi a livello di programmazione, perché ovviamente poi ricordiamo in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore. La partita dell'Under 17 è prevista per le 11. Danilo, ci sono appunto dei cambi per il Piemonte. Sì, ci sono con il numero 2 Pietro Aggero e con il numero 16 Stefano Palumbo. L'hai chiamato nel primo tempo, Danilo? Sì, adesso però non sono riuscito a vedere i numeri di chi è uscito, però comunque aspettiamo la segnalazione, che però non è arrivato, perché come vedete anche dall'inquadratura il dirigente preposto ha fatto vedere il numero all'assistente e non a noi. Vabbè, comunque lo ringraziamo da qui, dall'alto della nostra postazione. Comunque adesso faremo un attimo il quadro, però una notizia importante, Danilo, che appunto è entrato Bomber Palumbo per il Piemonte. Vedremo se il Piemonte stesso riuscirà a scuotersi un po' a provare a rimettere a posto questa partita. Deve, calcio d'inizio in questo momento, quindi è partito il secondo tempo tra Piemonte VDA e Veneto e vediamo, però ovviamente il Piemonte VDA deve cercare di riaprire, se vuole ovviamente sperare perlomeno di provare a portare i calci di rigore oppure di mettere la freccia. Comunque questi due cambi, sicuramente Aggero e sicuramente sottolineato Palumbo, vorranno scuotere la compagine biancorossa di Padroni di casa. Zecchetto riesce a passare, a provare a servire Vitici, che è stato anticipato, il Piemonte spazza via, rimessa laterale per il Veneto, affidata a Cappelletto, come sempre in questi casi. Siamo sulla sinistra, Vitici che viene chiuso, ma la palla che finisce a Zecchetto, Zecchetto da sinistra, Zecchetto entrare, Zecchetto di punta, la manda fuori, ha calciato probabilmente con il piede sbagliato in quella posizione, ci ha provato di punta, la palla è finita fuori, occasione per il Veneto con questa bella incursione di Leonardo Zecchetto, il Veneto che ci prova ancora, partenza forte della formazione bianco-blu. Adesso c'è un lancio lungo, colpo di testa di Scita, si combatte davanti all'area di rigore del Piemonte, Barbero esce bene, ma l'arbitro ferma il gioco perché c'è un probabile infortunio, comunque per sicurezza ha voluto accertarsi delle condizioni di Vitici, che era per terra, colpito anche al volto. In questi casi l'arbitro si premura di fermare il gioco, si ripartirà ovviamente con la palla ai piedi del Piemonte. Danilo, un Piemonte che comunque ha rischiato su questa bella incursione di Zecchetto. Ha rischiato e Veneto che è partito veramente con una marcia in più dal punto di vista offensivo. Nel frattempo voi non lo potete sentire, ma noi sì, si è alzato un venticello anche abbastanza freddo qui sul Bertolotti di Volpiano. Che ci fa svolazzare via le distinte che abbiamo qui in mano, la palla per Vitici in profondità, bella la chiusura di Scita. Si appoggia ad Aggero, palla al piede, palla poi sulla destra, cerca la palla in verticale, difende bene in questo momento il Veneto, Palumbo sui primi palloni di questo secondo tempo. Tanto questo vento da
Danilo veramente insidiosissimo, poi noi siamo pure più in alto, quindi... Sì, perché noi, no, vi diciamo, noi abbiamo il microfono in mano da una parte, due distinte nell'altra mano, quindi cerchiamo di fare di più di quello che possiamo, però insomma, comunque adesso a parte gli scherzi per stemperare un po' e farvi stappare anche un sorriso, vediamo questa azione offensiva del Veneto prontamente spenta dall'uscita di Castaldi, ovviamente un Piemonte VDA Edward che adesso prova a sbilanciarsi in avanti e vedremo soprattutto l'apporto di Bomber Palumbo. Sì, il Piemonte che dovrà comunque provare a scoprirsi, ad alzare il baricentro, il Veneto potrà provare a agire di rimessa in contropiede con i propri giocatori offensivi, soprattutto sulle ali, quindi vedremo se il Piemonte sarà bravo a non scoprirsi troppo, ma comunque costretto a spingere, perché c'è solo questo secondo tempo. Questa è una partita da dentro fuori, non si può sbagliare. Attenzione, Calamita ci prova da fuori, conclusione abbondantemente out. Non si può sbagliare, purtroppo Barbero ha già sbagliato, perché fin qui ricordiamolo che decide un episodio, decide un errore difensivo del Piemonte VDA, dove poi Stocco ne ha approfittato. Edward, io prima ho detto di Palumbo, difatti mister Salvamano non mi ha smentito, l'ha messo subito, insomma, anche per cercare di dare subito quel peso specifico in attacco che probabilmente, salvo Calamita, è mancato là davanti. Ennesimo fallo laterale, siamo adesso sulla destra del Piemonte, fallo laterale che sarà affidato a Crozza che c'era Castaldi che posizione all'arbitro, ok, questa laterale a cercare Palumbo palla corta, si combatte qui proprio sotto la nostra postazione, poi c'è un fallo di Ortolano su Zecchetto, che comunque Danilo, l'abbiamo detto, se Stocco da una parte è stato veramente l'insidia numero uno, anche Zecchetto sulla sinistra, insomma, ha detto la sua, e la seconda sia nel primo tempo e anche in questa apertura di ripresa. E la seconda insidia dopo Stocco. Tra l'altro Ortolano qui, buttando via la palla dopo il fallo, ha rischiato oltretutto anche il cartellino giallo. Saramin va nell'avanti, il Veneto che si impegna bene e va sulla destra, l'anticipo di Barbero che poi lancia lungo, Palumbo in fuorigioco, l'arbitro lascia correre perché il pallone non è arrivato all'attaccante del Piemonte. Veneto con Catino, il lancio lungo in profondità proprio per Zecchetto, lo stop Zecchetto, miracolo! Castaldi, grande parata, bella azione del Veneto però con questa bella palla in profondità per Zecchetto. Bella l'azione del Veneto con questa conclusione, questo destro a mezza altezza, però lasciami dire, Edward, che Castaldi con questo intervento tiene in vita il Piemonte VDA. Bell'intervento del numero 1 piemontese che tiene in corsa il Piemonte. In questi primi minuti, insomma, subito pericolosissimo il Veneto. Corner da destra, Ortolano respinge ancora Zecchetto da fuori, la palla che filtra, ancora Castaldi che salva. Ancora Castaldi, la pressione offensiva degli ospiti è fortissima. Castaldi che praticamente è già stato chiamato in causa 2 volte nel giro di pochissimo, e quindi un Veneto pericoloso. Del Veneto, il colpo di testa di Ongaro, nessun problema per capitano. Castaldi, siamo al minuto 43. Tutto 43, però Zecchetto veramente ha fatto un tiro prima bellissimo, si è coordinato bene, però altrettanto bellissima la parata di Castaldi. Palumbo tiene palla sulla sinistra, Barbero fa il movimento, trova la palla, Palumbo ancora, entra Palumbo in area, buona la chiusura da parte di Catino, primo squillo Danilo di Palumbo che però è stato fermato bene dalla difesa. Tu hai detto buona, io dico straordinaria la chiusura di Catino. Barbero viene attaccato, rimessa laterale che sarà per il Veneto. Ho detto straordinaria la chiusura di Catino perché Palumbo lì stava puntando come un panzer verso la porta avversaria, scelta di tempo ottima e ottima chiusura. Nel frattempo vediamo che si è accasciato a terra Dolorante, un ragazzo blues del Veneto. Vediamo che l'arbitro ha chiamato l'intervento dei sanitari della panchina per capire anche l'entità dell'eventuale infortunio. Mi sembra che sia una botta, non un qualcosa di muscolare, però adesso cerchiamo di capire meglio. E ti stavo dicendo poc'anzi comunque della grande chiusura di Catino, ma attenzione che c'è una sostituzione da parte del Veneto. Vediamo se sarà segnalata bene anche per noi che siamo qui sul trespolo di Volpiano. Esce il numero 7. Esce proprio Catino esce.
ed entra, vediamo un po', stendiamo la segnalazione. Il numero 10 entra con il numero 10 Marco Martini, classe 2008 del Sandona. Questa è la scelta dell'allenatore, il signor Claudio Tosato, scelta dei mister Tosato. Effettivamente vediamo Catino dolorante, non so se all'inguine, non so se al ginocchio, vediamo che zoppica vistosamente. Non vorrei, Edward, che si è fatto male proprio in quell'intervento difensivo su Palumbo? Sì, probabilmente sì, quindi cambio lo vediamo obbligato con le mani al volto. Ci dispiace anche ovviamente di questo infortunio, però insomma il mister l'ha sostituito, quindi comunque Veneto di nuovo in 11 in campo, quindi purtroppo questo cambio obbligato per la formazione di mister Tosato. Vai Edward. Adesso il Veneto che prova a ripartire con Tanferi, il lancio a cercare Cappelletti sulla sinistra, va via Cappelletti, c'è la chiusura di Reci che non ci arriva, c'è il cross di Cappelletti, Castaldi blocca. Bella percussione di Cappelletti che comunque si sta facendo tutta la fascia da inizio partita. Palumbo, anzi no scusate, Calamita, il lancio lungo, questa volta sì a cercare Palumbo, vediamo se riuscirà a proteggere la palla. Palumbo sulla destra, va via con un numero, Palumbo sul fondo, Palumbo, ancora Palumbo, la mette in mezzo, attenzione! Contratto poi Molon, quindi occasione potenziale per il Piemonte che però insiste ancora, il cross dalla destra, dalla tre quarti destra, facile per Basso, Danilo, grande giocata di Palumbo sul fondo, Piemonte pericoloso. Grandissima, io ti correggo sempre. Tu sei un grande fan, No, ti correggo, cerco di ampliare il vocabolo, no, però grande la giocata di Palumbo che vediamo che ha dato già questo momento nella tre quarti del Veneto, vuole spingere, vuole andare alla ricerca del pareggio. Palla ancora per Palumbo che la protegge bene ed apre a sinistra per Aggero. Molon, adesso il Piemonte si riversa nella tre quarti difensiva del Veneto, tutto chiuso, palla che viene respinta. Bitici, qui la difende bene Bitici, bravo Bitici, in questo caso anche sul raddoppio apre a destra per Stocco. Veneto che adesso prova a riuscire dopo alcuni minuti di pressione del Piemonte, si va ancora da Cappelletti con insomma l'ennesima sgroppata qui sulla sinistra. Zecchetto subisce forse fallo, l'arbitro lascia correre, qualche protesta, la sentiamo anche qui sotto dalla tribuna. Si gioca ancora, Palumbo la protegge, va via con un numero meraviglioso di Palumbo che poi però viene fermato, l'arbitro lascia correre, si lotta alla grande, il pubblico anche si infiamma, adesso la partita entra veramente nel momento più caldo perché il Piemonte prova a spingere e il Veneto però continua a tenere bene, adesso sì. Il gioco è fermo per soccorrere. Giocatore del Veneto che è rimasto per terra. Che lotta Danilo, proprio sotto la nostra postazione, ci vogliono bene. Giocatore del Veneto a terra che è il numero 18 Tanferi e abbiamo visto però lo strapotere fisico di Palumbo che comunque ha messo subito in, diciamo così, in difficoltà la difesa del Veneto. Ho sentito un rumoreggiare perché insomma si è chiamata, diciamo così, i sanitari del Veneto, il Piemonte che voleva accelerare le operazioni. È classico, no? Insomma fa parte del gioco. Poi Veneto che protesta ancora per l'intervento precedente non sanzionato dall'arbitro che ha lasciato correre. Nel frattempo vediamo anche che dalle panchine c'è movimento, quindi ci saranno poi ulteriori cambi per la gioia di noi telecronisti che ovviamente poi dobbiamo... Però per quanto riguarda il Veneto c'è il signor Luigi Moletta che li ha segnalati benissimo, caro Danilo. Esatto, che tra l'altro con noi è stato molto disponibile nei telegiornali serali, andati anche in onda sul canale YouTube di Lega Nazionale Dilettanti. I telegiornali serali che sono in onda tutte le sere, anche questa sera, anche domani, dalle 21 e magari domani sera con un attimo di anticipo, col canale YouTube Lega Nazionale Dilettanti, ma anche Idea Web TV, come anche la pagina Facebook. Vai Edward. Rimessa laterale per il Piemonte sulla destra, Crozza. Cerca il movimento di un compagno, si affida a Palumbo che la tiene ancora una volta bene, Reci, si va dall'altra parte, Aggero, palla scodellata in mezzo a cercare Calamita anticipato, Zecchetto proverà a ripartire subito, una bella palla in profondità per lo scatto di Bitici, il duello con Scita che lo chiude, fallo laterale per il Veneto che può respirare, ovviamente il Veneto Danilo quando riparte
insomma con Zecchetto e Stocco è sempre pericolosa, ma intanto è il momento dei cambi. Sì, è il momento dei cambi, con il numero 17 Stocco che viene chiamato fuori, Ecco, scelta che onestamente non mi aspettavo. sembrava averne ancora, Danilo. Esatto, anche perché fin qui, e nel frattempo aiutami Edward, esce con il numero Sì. 15, Piemonte Vidia, Sì, Ortolano. E Si cambia in contemporanea per il Veneto, dentro entra Bovo. nel Veneto col numero 3 Bovo, Quindi fuori Stocco e dentro Bovo, Bovo. per il Veneto. ed esce con il numero 15 Ortolano, ed entra con il numero 13 Isoardi, Giocatore del Salice. giocatore del Salice, formazione di Fossano, provincia di Cuneo. Bene, in questo caso si è riusciti a mettere ordine sui cambi, sono stati segnalati anche in maniera corretta anche per noi. Bravi dirigenti, bravi, mi raccomando, alzate i numeretti, alzate le cartelline che possiamo, in favore di Camera, che possiamo anche dirlo a voi, amici sportivi che ci state seguendo con grandissima passione. Vai Edward. L'ennesimo problema per Palumbo che lo gestisce ancora bene, ma il Piemonte adesso non riesce ad allontanare, si lotta ancora nei pressi dell'area di rigore piemontese. Zecchetto con un nuovo 1 contro 1 che questa volta non gli va bene, rimessa laterale per il Piemonte. Ricci si appoggia dietro, una palla un po' rischiosa ma che viene comunque gestita e il Piemonte ne esce bene sul pressing avversario e va da Barbero a sinistra. Bella uscita del Piemonte da destra verso sinistra. Calamita non controlla, non era una palla facile perché si stava girando, rimessa laterale, Piemonte sulla sinistra, Danilo. Piemonte sulla sinistra, così come il Veneto era sulla sinistra, quella è una zona di campo che piace, qui sul sintetico le Bertolotti di piano, seguiamo Piemonte Vidia in attacco con la palla a Palumbo che prova a scaricare ancora per Palumbo sul destro, sul sinistro il tiro e fuori di poco, vediamo se c'è una deviazione ed è calcio d'angolo. Mi sono sostituito a te per raccontare questa azione. Palumbo pericolosissimo con una parata di basso che ha toccato la palla Piemonte Vidia a centimetri dal pareggio. Seguiamo questo calcio d'angolo, Edward. Bellingheri, la palla che viene messa in mezzo, che finisce fuori dall'area del Veneto, che poi spazza via con Zecchetto. Grandissima occasione, Danilo, per Palumbo che è entrato meravigliosamente in partita ed è un fattore in questa ripresa. Vedremo se insomma questa occasione darà ulteriore spinta al Piemonte per provare il forcing. Tra l'altro è stato bravissimo perché ha ricevuto palla, l'ha controllata, sinistro, destro, tiro, quasi sotto la traversa, colpo di reni di basso, calcio d'angolo, spettacolo al torneo delle regioni, 59esima edizione. Vai Edward. Zecchetto la tiene in campo, va via a sinistra, Zecchetto entra in area, viene atterrato, calcio di punizione e c'è anche la cartellino giallo per Crozza. Per Edoardo Crozza, numero 7 di Piemonte e Vidia. C'è stata questa sortita offensiva del numero 20 Zecchetto, che di fatto con Stocco erano le due spine nel fianco. Stocco adesso è uscito e la spina nel fianco Zecchetto, incredibile. E devo dirti anche che Edward, comunque la palla effettivamente, noi siamo qui, era sotto la nostra postazione, non è uscita completamente dal campo, sì. Quindi giusta anche sì. La decisione dell'assistente di far proseguire l'azione. Da qui è nato questo calcio di punizione che è una sorta di corner corto che batterà il Veneto, però pochi istanti fa Piemonte Vidia vicinissimo al pareggio. 53esimo minuto, calcio di punizione battuto da Zecchetto, la palla morbida in area, interessante il Piemonte che riesce a liberare, poi la conclusione che viene deviata e che beffa Castaldi, 2-0, il Veneto vicino alla semifinale. La deviazione vincente probabilmente di Tanferi sulla conclusione da fuori, un gol anche fortunoso che premia il Veneto, che però adesso è avanti 2-0 e intravede la semifinale. Gol rocambolesco, Danilo. Gol rocambolesco, però guarda il peso delle situazioni. Quella palla lì che stava per uscire, l'ha tenuta in campo, si è guadagnato quel calcio di punizione, probabilmente anche qui un fallo sicuramente che doveva essere gestito in maniera diversa da Piemonte Vidia. Da qui è nato questo calcio piazzato, ok, un po' rocambolesco, l'ha spizzata, però il Veneto è avanti 2-0 e il Veneto, come hai detto tu, vede da vicino la semifinale. Questa è una dura mazzata, un Piemonte che stava spingendo, aveva creato una grande occasione da gol con Palumbo che è stata beffata, però merito al Veneto che comunque ha saputo difendersi, ha saputo sempre ripartire, adesso è avanti 2-0 e ha la partita in mano. Posso dirti che questo è un colpo grosso perché
innanzitutto sta saltando il fattore campo, perché il Veneto sta vincendo 2-0 in Piemonte contro Piemonte e VDA, però questo è il calcio, Edward, perché quasi 1-1 poi è arrivato il 2-0. È il bello anche di questo meraviglioso gioco che è il gioco del calcio. Eh sì, adesso il Piemonte che sarà costretto a scoprirsi ancora di più, perché adesso lo svantaggio è doppio. Fallo laterale per il Veneto, che adesso ovviamente se la prenderà anche un pochettino più con calma in questi casi. Ma attenzione, Zecchetto, ancora grande numero per Bitici in area, non c'è la chiusura, Bitici davanti al portiere, Bitici, miracolo di Castaldi. No, Castaldi Edward ha fatto una parata spaziale, cioè un'uscita con il braccio a 90 perpendicolare, l'ha tolto la palla, è difficile anche commentarlo, cioè bisogna fare un applauso a questo ragazzo che comunque con i suoi interventi sta tenendo in piedi il Piemonte, benché comunque il Piemonte adesso sia sotto per 2-0, per una partita viva, però bisogna dirlo, il Veneto che è andato vicinissimo al 3-0, quindi un Veneto scatenato, Piemonte che probabilmente ha accusato il colpo, però vediamo quali saranno anche le residue energie mentali per buttarsi in avanti. Vai Edward. Sì, bisogna dire bravi tutti, bravissimo Bitici nell'incursione, bravissimo il portiere, quindi una bella azione, una bella giocata. Mi piace il bravi tutti. Certo, bravi tutti, perché comunque abbiamo visto un grande movimento offensivo, una grande incursione e poi veramente un miracolo di Castaldi. Sembrava gol, perché sembrava tutto scritto, invece un grande intervento a mano aperta. Grande intervento a mano aperta, Tommaso Castaldi, classe 2008, portiere del Lascaris, società bianconera di Pianezza, provincia di Torino, che insomma dopo tanti anni di promozione è tornata recentemente con la prima squadra nel campionato di eccellenza, massimo campionato regionale. 56, 21esimo della ripresa. 0-2 qui a Volpiano fra Piemonte e Veneto. Ti ho anche detto della promozione in eccellenza della Lascaris. Ma te sei un'enciclopedia. Sì. Adesso non esagerare, allora c'è una sostituzione per il Piemonte, vediamo che esce con il numero 5 Filippo Bellingheri ed entra con il numero 11 Garbellini. Ovviamente mister Diego Salvamano adesso va a pescare in panchina, cerca di mettere dentro tutte le sue carte offensive, d'altronde non può fare diversamente, anche perché è inesorabile, il cronometro scorre, deve recuperare 2 gol, ovviamente è un po' una mission impossible per come si è messa la partita, però vediamo quello che ci riserverà questo primo quarto di finale qui live dal Bertolotti di Volpiano, Edward. Attenzione, Zecchetto ancora va via, che partita di Zecchetto e che secondo tempo del numero 20, questa volta viene chiuso, ma veramente è un pericolo costante qua sulla sinistra, così come Bitici che ha fatto anch'egli un'ottima partita. Adesso il Piemonte prova ad andare avanti a cercare spazi, ma Veneto ovviamente adesso col morale a 1000, che moltiplica le energie per tenere il vantaggio e provare ancora a spingere. Bovo, il cross da destra, Castaldi c'è. Adesso si fa veramente dura per la formazione di casa. Spendo 2 parole per Zecchetto Leonardo, 2008 del San Zeno Verona, sta facendo una partita magnifica, veramente magnifica. Sì. Piemonte prova ancora ad avanzare, a rendersi pericoloso, cerca Palumbo, il lancio però è troppo lungo. Adesso è veramente difficile, ovviamente si andrà con tanti palloni dentro, no, Danilo, per cercare una spizzata, una sponda, una giocata, ma si cercherà ovviamente manca anche poco tempo. Piemonte VDA cercherà Palumbo che fa un po' d'attore, fa un po' di riferimento offensivo, però dall'altra parte c'è un Veneto che sta giocando con grande ardore, soprattutto con grande spinta offensiva, d'altronde il risultato li sta giustamente premiando per quello che hanno prodotto in campo. Forse è un 2-0 un po' severo, Edward, però è anche vero che comunque quando era ora di concretizzare, sì, il Veneto ha concretizzato. Esattamente, quindi insomma un 2-0 che ci può stare. Aggero cerca il movimento ancora di Palumbo incontro e viene anticipato. Adesso comunque il Veneto se l'è anche un po' studiata, no? Quell'ingresso di Palumbo, sa che si andrà sempre da lui, quindi andranno anche con i raddoppi. Bitici ancora in verticale, entra in area ancora da sinistra, benissimo, c'è questa volta la chiusura di Scita, il Piemonte si salva anche se Scita poi qua rischia il dribbling ed è costretto a concedere il fallo laterale. Noi abbiamo detto di Stocco, noi abbiamo detto di Zecchetto, però che partita sta facendo Bitici anche, perché anche lui un'altra, è la terza spina nel fianco. Queste spine del Veneto sono tante purtroppo per le mani del Piemonte VDA, per fortuna invece da parte ovviamente del Veneto, occorre dirlo, grande la partita di Bitici, ragazzo straordinario anche lui. Cappelletti, il cross basso da sinistra, non c'è nessuno in area, ma la palla ancora per il Veneto, adesso che viene invece spazzata via dal Piemonte, che però non riesce a rendersi pericoloso, il tempo passa e insomma le speranze di portare la gara almeno ai rigori
diminuiscono di secondo in secondo. Diciamo che adesso si comincia a capire da parte di Piemonte VDA che comunque le speranze si affievoliscono, c'è anche insomma un po' di scoramento, no? Perché è un risultato pesante, però vediamo il Piemonte. Calamita ha cercato Palumbo, la palla che è stata respinta, sarà rimessa laterale per la compagine Sabauda, mentre sono pronti altri cambi. Sì, è pronto scusami Edward, non volevo interromperti, è pronto un altro cambio, però vediamo che l'arbitro non lo concede, quindi vai con la cronaca. Calamita, attenzione, forse no, attenzione, incursione di Calamita qua. Non sapeva bene se passarlo a un compagno e andare avanti, alla fine ha deciso di andare avanti da solo, l'ha persa, è stato murato e il Veneto può ripartire ancora con Zecchetto che ha ancora energie, ha provato ancora lo scatto Danilo. Sì, Zecchetto veramente 7 polmoni, grande cuore, grande energia questo ragazzo e quindi veramente un Veneto che si sta affidando anche alle sue sgroppate. Sì. Palumbo prova a suonare ancora la carica venendo a prendersi il pallone e chiedendolo ancora in profondità. Piemonte sembra anche non averne e soprattutto avere il morale un po' basso perché il 2-0 sicuramente ha cambiato questo secondo tempo in cui inizialmente insomma, la squadra di Salvamano ci stava provando. No, ma poi ci ha provato anche comunque poco prima del 2-0 sì, perché lì il quasi 1-1 di Palumbo è stata una delle azioni più pericolose della partita. Aggero perde palla, se la allunga, il Veneto ha la possibilità di scappare in contropiede. C'è però esatto, nel contrasto con Aggero vediamo che è rimasto a terra, se non vado errato, il numero 10 del Veneto Martini, ho visto lo 0, mentre insomma ha ruotato la schiena, speriamo che ovviamente non sia nulla. Ci sono effettivamente 2 cambi, io vado con il cambio del Piemonte VDA. Però adesso vediamo se invece sarà primo quello del Veneto. Sì, anche perché ci sono un po' di persone. Piemonte VDA. Allora, vediamo, esce con il numero 18 Edoardo Reci, al suo posto con il numero 17 Vittorio Raviola, esce Reci del Volpiano Pianese, tra l'altro appunto padrone di casa qui come società che sta ospitando il match, dentro Raviola del Pianezza, entrambi, classe 2008. Sì, adesso vedremo invece le mosse di mister Claudio Tosato per il Veneto, magari si attende anche di capire insomma le condizioni di Martini, no, prima di procedere al cambio. Allora c'è una bella cornice di pubblico anche di quelli che sono in piedi, di quelli che sono sotto la tribuna, però devo dire che insomma pubblico ammutolito perché questo doppio vantaggio del Veneto insomma ovviamente ha spento un po' l'entusiasmo qui Bertolotti di Volpiano. C'è un 13, vediamo, del Veneto. Eros Paganin nel Veneto ed è uscito proprio Bitici. È uscito uno dei Bitici, protagonisti di questa partita, che ha fatto veramente un grandissimo lavoro, Danilo Bitici. L'abbiamo detto, come anche con Stocco, Zecchetto, Bitici sono quel terzetto. Nel frattempo vediamo che c'è Dolorante Martini, il numero 10, che nel contrasto con Aggero sicuramente ha avuto la peggio, lo vediamo claudicante. Un altro cambio per il Piemonte VDA che te guarda a dire con il numero 20. Aaron Sudano al posto del numero 7 Edoardo Crozza. È uscito un 28 dal tabellone. Però era un 20 perché la lista va fino a 20, quindi non ci potevamo sbagliare. Convocazioni dell'ultimo secondo, ma non credo. Lì sono non credo. Sono i magneti fluorescenti, comunque ha dato un po' di illusione anche a noi, però il numero 20 è Sudano, Edward Ride, giustamente, però dai, noi cerchiamo anche di stare attenti per quanto riguarda la numerazione, no? Perché giustamente anche voi da casa o da dove ci state seguendo dovete avere quello che è il polso della situazione, di quello che è adesso il momento in campo. Ti chiedo, minuto 60-30. Ecco, volevo proprio chiederti il minuto che eravamo. Si riparte intanto, Danilo con Cappelletti sulla sinistra. Vedremo se queste mosse cambieranno qualcosa. Attenzione, il Veneto ha la possibilità subito di rendersi pericoloso e proprio Paganini si conquista un calcio d'angolo. Quindi il Veneto che adesso si porta di nuovo in zona offensiva dopo questi momenti di stop anche per infortunio, queste sostituzioni. Però vediamo che nel frattempo attenzione, calcio d'angolo, la palla che non viene liberata dalla difesa, il Veneto ha la possibilità, Castaldi blocca, bel tiro a giro da fuori, Castaldi ben piazzato e blocca, però un Veneto che comunque insomma non difende il 2-0, anzi è sempre pronto a rendersi pericoloso per chiuderla definitivamente.
Sì, però stavo vedendo che comunque il numero 10 Martini è rimasto seppur un po' zoppicante in campo, quindi stoico. Anche se forse è pronto un cambio, adesso vediamo però ho visto, se ce la farà o se sarà costretto. Esatto, che è un po' dolorante, però è rimasto in campo. Seguiamo questa azione offensiva da parte del Piemonte VDA sulla destra con Sudano che salta l'uomo, vediamo insomma per Raviola che prova ad incunearsi in area, c'è un'attenta chiusura da parte della difesa del Veneto che ricostruisce da dietro con anche insomma grande attenzione. Piemonte ci ha provato, Veneto attento. E il Piemonte che adesso insomma ci prova, anche se veramente il tempo è pochissimo e lo svantaggio è doppio. Sudano cerca un compagno, non lo trova, Veneto subito pronto come vedete a ripartire proprio con Paganin che vince il contrasto. Paganin prova a entrare, c'è la chiusura di Scita e la palla fra i piedi di Castaldi, ma adesso veramente in contropiede il Veneto può fare ancora male. Allora questa è la classica fase della partita dove adesso saltano gli schemi, ovviamente Piemonte VDA che prova a riversarsi in attacco. Fallo di mano di Palumbo. Io guarda, ti dico la verità, io stavo guardando l'apertura di palla sulla destra, non ho visto il tocco di mano, però l'arbitro ha fermato il gioco, c'è un altro cambio, vediamo. Il rumore del pallone sembrava da petto, Danilo, poi non so, e non da mano. Hai un udito molto attento, comunque, allora vediamo che è uscito col numero 6 Thomas Caputo, entra col numero 9 Gabriel Marcon, questo è il cambio deciso da mister Claudio Tosato, ovviamente parliamo del Veneto. Quindi Martini sì, però adesso ti ho fatto sorridere, però effettivamente anche a me sembrava un rumore di stop di petto, però l'arbitro comunque ha sanzionato un fallo di mano. Siamo nel frattempo ripartiti con il possesso di palla per il Piemonte VDA. Vai Edward. Raviola sulla destra, è appena entrato quindi fresco, può provare a partire Raviola e si allunga troppo il pallone, palla finisce fuori. È stato bravo Ongaro a non fare fallo. È stato bravo Ongaro a non fare fallo e abbiamo visto che appunto insomma non c'è stata deviazione, quindi si ricomincerà con un calcio di rinvio, con una rimessa dal fondo. Ovviamente se ne incarica il portierone del Veneto Basso. Minuto 66 in corso Danilo, quindi tempo che si restringe, il Veneto è sempre più vicino. Ricordiamoci ovviamente si gioca per 35 minuti per gli under 15, quindi 70 minuti più eventuale recupero, quindi speranze purtroppo per il Piemonte VDA che si riducono sempre di più. E il Veneto intanto continua, l'arbitro ferma il gioco, non so cosa abbia visto perché adesso parla a colloquio proprio con... C'è stato un fallo credo accordato forse ha toccato il pallone. Ha toccato il pallone l'arbitro. Insomma con palla scodellata. Esatto, che ha interrotto un'azione, un possesso del Veneto, quindi palla di nuovo al Veneto scodellata al limite dell'area. Però c'è la difesa del Piemonte VDA che prova a spazzare e a rimettere subito in moto, però la chiusura, vedo attento è Piemonte che adesso diciamo così gioca più di nervi che non tanto di ordine tecnico-tattico, come è giusto che sia. A palla a cercare Palumbo che toppa, si allunga un po' il pallone, poi sul rimpallo a tocca di mano, l'arbitro lascia correre e diciamo fa bene anche perché ha fatto una pallonata da pochi centimetri. Fa bene perché non poteva smaterializzarsi, ecco. Aggero. Piemonte che adesso ci prova, ma come vedete le energie in questo momento mancano. Calamita, bella giocata sulla sinistra, si rimane lì, buona la chiusura probabilmente anche con un fallo in attacco da parte di Garbellini, calcio di punizione, il tempo passa e il Veneto veramente avvicina ancora di più la semifinale, mancano 2 minuti più recupero, siamo al minuto 33 della ripresa, vedremo quanto sarà il recupero, però adesso con 2 gol per il Piemonte ci vorrebbe veramente un miracolo per portarla ai rigori. Il tempo passa e sta per saltare il banco per la prima volta perché insomma, il fattore campo non ha inciso perché il Veneto sta vincendo in Piemonte, lo ricordiamo qui a Volpiano per 2-0 e Veneto che potrebbe essere ovviamente insomma la semifinalista. È il primo grande colpo di questa giornata di quarti di finale. Il primo grande colpo ovviamente Piemonte VDA che sarebbe la seconda selezione del comitato a salutare la manifestazione dopo che purtroppo per i padroni di casa l'ha fatto anche l'Under 19 che non ha passato il girone eliminatorio. Ovviamente palla che non viene messa subito dentro perché insomma il Veneto vuole tenerla, adesso sì c'è la palla scodellata, Castaldi può bloccare in 2 tempi, prova ad accelerare le operazioni, spinge anche il giocatore che lo stava disturbando sul rinvio, l'arbitro dice a tutti di andare avanti. Posso però anche dirti con personalità, l'ha fatto nei limiti di quello che era, si è preso il suo spazio per poter calciare perché ricordiamo che comunque il portiere deve avere lo spazio per poter calciare la palla,
grande personalità di questo ragazzo, però comunque il Veneto che rimane lì in zona offensiva e Piemonte che non riesce a ricostruire una azione offensiva. C'è di fatti un fallo, e devo dire anche giusto la decisione dell'arbitro, il fallo di Sudano che è entrato un po' troppo energicamente. Su Zecchetto, sempre lui. Me lo volevi far dire. Comunque Sudano che effettivamente qua ha sbagliato i tempi dell'intervento, perché insomma anche un po' di frustrazione, di nervosismo, ma ci sta ovviamente nei limiti. C'è però, vediamo la segnalazione del... Non sapevo se del recupero di un cambio, adesso vediamo. Vediamo. Tanto il calcio di punizione battuto proprio da Zecchetto, la palla che rimane lì, attenzione, occasione per il Veneto, l'uscita ancora di Castaldi ed è addirittura a fondo, quindi vince anche il rimpallo con Tanferi che insomma si era ritrovato il pallone sul rimpallo. Questa è un'altra parata strepitosa di Castaldi. Anche se forse poi era stato segnalato un fuorigioco. Comunque troviamo le note positive per il Piemonte VDA, che al di là della sconfitta che si sta materializzando, comunque Castaldi sicuramente è stato tra i migliori in campo. Vediamo il movimento tra panchina, adesso cercheremo di dirvi, sicuramente entreranno ancora un giocatore per parte. Chiama la palla sulla destra Sudano, non viene servito. Vediamo insomma con, siamo già entrati nel recupero. Esatto, con Molon, il capitano, che prova a dare il limite dell'area. Si va con un tiro, se non vado errato, di Garbellini, il numero 11, un destro a raso terra, dove ovviamente Basso si accartoccia e blocca con facilità, e quindi adesso ovviamente la palla non esce, non ci può essere modo di fare le sostituzioni, quindi Veneto che riparte. E il Piemonte insomma che è veramente con le spalle al muro, con pochissimo tempo, ci siamo già entrati nel recupero, ma ci prova comunque Raviola che converge bene in percussione, poi viene chiuso, la palla ancora però per il Piemonte con Davide Isoardi. Sudano, Molon, si va da Palumbo, la palla è troppo corta ma riesce comunque a toccarla e a mantenerla in possesso del Piemonte. Calamita che dopo un bel primo tempo veramente ha avuto poche occasioni in questa ripresa. Fallo probabilmente subito, sì, è così. Da Aggero ci sono i cambi e probabilmente dopo si andrà con la palla scodellata in area con tutti dentro. Allora, per quanto riguarda il Veneto, esce con il numero 5 Cappelletto. E al suo posto col numero 16 Liam Stefanut. Questo è il cambio del Veneto. Vediamo invece la sostituzione del Piemonte. Esce Molon. 14. Esatto, il capitano Simone Molon. Al suo posto entra con il numero 8 Flavio Curri. Questa la decisione di Diego Salvamano, questa mossa diciamo così disperata. Però ovviamente l'abbiamo detto, insomma siamo proprio agli sgoccioli di questo primo quarto di finale qui da Volpiano di giornata, perché ricordiamo 15, 17, 19 under 23 femminile, questo è l'ordine delle partite. Primo quarto di finale oggi, martedì 25 aprile, festa della liberazione, ma per noi insomma non è festa, ma qui vi stiamo raccontando, me lo facciamo veramente volentieri. Calamita sul pallone per questo calcio di punizione. Questa grande giornata di calcio. Sembra che sia diciamo indirizzato a provare la conclusione in porta. Sì, ci proverà. Se invece la metterà dentro. No, la postura qui è più o meno dai 30 metri, 25-30 metri. Parte Calamita, il tiro, barriera piena. Palla ancora per il Piemonte, palla che viene rimessa in mezzo per nessuno. Il Veneto può liberare, ovviamente adesso è un assalto all'arma bianca, ma il risultato dice 0-2. Raviola converge, Raviola, la palla per Garbellini, però c'è un muro adesso del Veneto, calcio di punizione, sì, l'arbitro ci ha pensato un attimo, poi ha segnato la punizione. Questa è una buona posizione perché siamo al limite dell'area, vedremo se il Piemonte riuscirà a dare pepe agli ultimissimi istanti di questa partita. Assolutamente sì, questo doppio abbiamo già superato il 73. Calcio piazzato più o meno anche un po' più avanti, adesso siamo sui 25 metri. Vediamo che però se ne incaricherà credo Palumbo, perché ha preso la rincorsa con il sinistro. Palumbo il tiro, palla alta, tutto facile per il Veneto. Sorvola la barriera ma sorvola anche la traversa. E quindi nulla da fare, nulla di fatto. Piemonte che non riesce a trovare la via del gol, tanto comunque insomma sarebbe stato soltanto un accorciare le distanze.
minuti che ovviamente passano. Io non ho visto onestamente segnalazioni di recupero. Non l'hanno segnalato. O se l'ha segnalato l'arbitro. L'arbitro, quindi. Però insomma si va avanti, siamo al 75esimo, quindi siamo già al quinto di recupero. Palla in avanti a cercare l'ennesimo scatto di un inesauribile Zecchetto sulla sinistra che va via. Non la tiene in campo, va sul fondo. Zecchetto la mette in mezzo, blocca Castaldi. Danilo, l'ennesima giocata del numero 20. L'ennesima giocata del numero 20, insomma, dimostra una grande personalità la sua. Nel frattempo non vedevo l'arbitro, però insomma, stavo solo sistemando i cartellini. Esatto, infatti mi sembrava strano che optasse per un qualcosa. Nel frattempo vediamo che dalla recensione si è avvicinata alla selezione Under 17 del Piemonte, dove poi affronterà tra poco il Friuli Venezia Giulia. Una partita che noi trasmetteremo appunto in diretta streaming sul canale della Lega Nazionale Dilettanti con il nostro commento. Ovviamente cercatelo non ci fermiamo. Non ci fermiamo, quest'oggi insomma full immersion qui a Volpiano. Cercate Maratona TDR, il live direttamente sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti. Under 17 Piemonte Friuli. Intanto il Veneto chiude in attacco, palla che viene messa fuori per Martini, il rasoterra ancora facile per Castaldi, ma è tutto tempo comunque guadagnato dal Veneto in questo finale, in cui è avanti di 2 gol e, diciamolo Danilo, in pieno controllo di questa partita, almeno finora siamo veramente agli sgoccioli. In pieno controllo. Fallo laterale adesso dal pubblico. Danilo, sponda Veneto chiedono il triplice fischio. Arbitro fischia è stata la frase. Esatto, ma classica, ci sta. Attenzione, Isoardi. Ancora il Piemonte che ci prova almeno ad accorciare le distanze. Garbellini sulla sinistra, va via bene. Garbellini, il cross troppo lungo. Viene concesso comunque un calcio d'angolo. Sì, viene concesso dal direttore di gara, quindi questa. E da Stefanucci soprattutto viene concesso. Esatto, poi è un po' last minute, un'occasione però che potrebbe eventualmente far accorciare il gap, quindi insomma veramente a pochi istanti dalla semifinale il Veneto, questo 2-0 sul Piemonte Vidia. Batte Sudano il corner, la palla in mezzo, esce il portiere, esce basso, facile, finisce qui. Vedete, sentite la festa dei ragazzi del Veneto e d'altra parte lo sconforto del Piemonte VDA. 2-0, il Veneto che approda in semifinale, io direi anche meritatamente, soprattutto per quanto si è visto in attacco. Purtroppo per i padroni di casa anche la selezione Under 15 abbandona la manifestazione con la 19, rimangono in corsa la 17 maschile e l'Under 23 femminile. Edward, io direi adesso, tanto la partita ve l'abbiamo raccontata, ve la potete poi anche rivedere, rimane in on demand. Noi ci prendiamo un po' di pausa, anche perché ci ritroverete tra poco per l'Under 17, l'altro quarto di finale tra Piemonte VDA e Friuli Venezia Giulia. Edward, però un tuo commento? Una vittoria giusta, una vittoria meritata dal Veneto per la gestione della partita, per quanto ha creato. Adesso il Veneto che, come vedete, viene sotto la tribuna e sotto la nostra postazione ad esultare. Una vittoria meritata, il Veneto ha anche creato tanto e dobbiamo dirlo, Castaldi ha ridotto lo svantaggio perché ha fatto veramente almeno 3 interventi importantissimi, strepitosi, risultato che poteva anche essere più largo, quindi complimenti al Veneto che va in semifinale. Siamo in chiusura, diamo l'appuntamento sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti, andate a cercarlo perché qui da Volpiano commenteremo la gara Under 17, quarti di finale fra Piemonte e Friuli. Grazie, a tra poco.